conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, siamo di nuovo qui nel nostro studio per accompagnarvi a una nuova partita del Lecco che domani torna finalmente in casa allo stadio Riga Monticeppi e ancora una volta con tanta voglia, anzi oserei dire necessità di riscatto, di vittoria, di punti, perché lo sapete bene, il Lecco è reduce da un'altra sconfitta, la quinta consecutiva. Siamo tornati da Bari con tanto amaro in bocca, con un'altra sconfitta pesante comunque per 3-1, appunto una sconfitta che ha lasciato ancora una volta tante notizie negative per la squadra bluceleste, tante domande comunque senza risposta, tanti dubbi da sciogliere che si sono in parte sciolti con il cambio in panchina, nel senso che il Lecco questa volta non ha avuto dubbi, come era anche giusto che fosse, quindi via Emiliano Bonazzoli, Andrea Malgrati e Francesco Nenciarini, secondo ribaltone stagionale, quindi dopo quello che ha sancito comunque l'esonero di Luciano Foschi a ottobre, e arrivo in panchina di Alfredo Aglietti, quindi un tecnico che in molti hanno subito definito davvero un tecnico da Serie B, quindi il tecnico che è stato ritenuto quello ideale sotto tutti i punti di vista, chiaramente anche dal punto di vista economico. Sapete che la società ha dovuto valutare tanti aspetti nel prendere questa scelta, e il tecnico è arrivato appunto a Lecco già lunedì e subito si è messo al lavoro per provare a chiaramente aiutare la squadra a risalire da una posizione di classifica che ormai si è fatta davvero preoccupante. Ormai lo sappiamo, siamo ancora ultimi a 20 punti in classifica, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza che c'è ancora tempo per rimediare, per provare a risalire appunto qualche posizione, provare a uscire dalla zona più calda, perché in fondo, come ha detto poi lo stesso allenatore, ci sono ancora 14 partite da giocare, quindi un mini campionato in fin dei conti che il Lecco in cui il Lecco può ancora dire la sua, può ancora giocare da protagonista, perché sapete bene che comunque questa squadra ha dato prova in più occasioni di poterci stare in questo campionato. Però chiaramente è necessario un cambio di passo, è necessario già partire da domani, perché allo stadio Riga Monticeppi arriverà il Cosenza che tra l'altro, lo ricorderete bene, è stata comunque una parte attiva già nel primo cambiamento stagionale del Lecco, perché a ottobre l'esonero di Luciano Foschi è arrivato proprio dopo la sconfitta pesante per 3-0 in Calabria. Quindi ora come allora, diciamo, il Cosenza in un certo senso ha sancito appunto uno spartiacque della stagione bluceleste. Domani quindi arriva il Cosenza e il Lecco è reduce dalla prima settimana di lavoro con il nuovo allenatore e il suo staff, perché sapete che Aglietti ha portato con sé il suo vice, chiaramente un preparatore atletico che andrà ad affiancare Scirea, quindi una nuova squadra anche da questo punto di vista, oltre a quella che poi scenderà in campo, perché sapete, abbiamo già parlato tanto di come il Lecco sia di fatto una nuova squadra dopo il mercato invernale. Quindi possiamo dire che ci siano tutti gli ingredienti comunque per ripartire al meglio questa volta, e lo ha detto tra l'altro anche lo stesso tecnico, che si è presentato già a inizio settimana parlando comunque del Lecco come di una squadra viva che ha tutte le possibilità appunto per dire la sua in questo finale di stagione e arrivare all'obiettivo della salvezza. E questo concetto poi lo ha ribadito oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita, ha ribadito come la squadra che ha incontrato in settimana sia assolutamente viva, ha
abbia tutte le carte in regola per poter dire la sua contro ogni avversaria. Chiaramente però, lo ha detto a più riprese, servirà un cambio di atteggiamento. Il Lecco non potrà più permettersi di scendere in campo con l'atteggiamento sbagliato, servirà tanta cattiveria, tanta grinta, tanta concretezza, perché d'ora in avanti davvero non conterà più fare prestazioni belle o belline, come ha detto lui stesso, ma servirà solo tanta concretezza, tanta determinazione, e questo al di là comunque del modulo con cui si scenderà in campo, perché Aglietti non ha voluto svelare molto da questo punto di vista. Ha detto che comunque con gli uomini che ha a disposizione ci sono chiaramente diverse possibilità per scendere in campo. Lui tra l'altro non ha mai allenato nessuno degli attuali giocatori del Lecco, quindi la squadra è un foglio bianco per lui, come praticamente lui appunto si trova di fronte a una squadra tutta da scoprire in questo senso. Però appunto c'è stata una settimana intera per lavorare, per provare a costruire la squadra che scenderà in campo domani, e quindi domani appunto ci sono tutti gli ingredienti per vedere un'altra partita interessante comunque da vari punti di vista. Quindi le certezze ormai sono quelle che conosciamo, perché al di là del modulo i giocatori ormai si sono integrati, direi anche quelli nuovi. Sappiamo che domani con tutta probabilità non sarà a disposizione Bianconi, non per un problema fisico ma per influenza. Sarà ancora out Lunetta, che già la scorsa settimana non era a disposizione sempre per problemi fisici, come non sarà a disposizione, ma già lo sapevamo, la Manna. E qui si apre un altro piccolo capitolo, perché sapete che il capitolo portieri in queste ultime settimane è stato un po' spinoso in casa Lecco, perché Melgrati comunque sta vivendo un periodo di calo evidente, chiaro a tutti dal punto di vista fisico, ma probabilmente più mentale, e quindi è inevitabile pensare che si possa dare più spazio magari a Saracco in questa fase. In realtà Alfredo Aglietti non ha voluto sciogliere i dubbi da questo punto di vista, quindi nessun indizio neanche in questo senso. Vedremo solo domani chi dei due scenderà in campo. Dal mio punto di vista sarebbe anche magari giusto dare spazio a Saracco per dare il tempo e lo spazio a Melgrati di rimettersi un po' in sesto, ma vedremo chiaramente quale sarà la scelta del mister domani. Tra l'altro, una piccola nota: Saracco è anche un grande ex della sfida, perché era il portiere titolare nel Cosenza che riuscì a conquistare la promozione in Serie B. Vedremo poi domani, ma al di là di questo sentiamo un po' le parole di Alfredo Aglietti per quanto riguarda il possibile modulo, comunque lo schieramento del Lecco, e anche in merito alla preparazione dal punto di vista fisico. Chiaro che abbiamo lavorato su alcuni concetti che diciamo sono a me più cari al di là del modulo, e quindi proveremo a fare queste cose, anche se non ho voluto mettere troppe cose, perché in questo momento c'è bisogno anche di leggerezza, c'è bisogno di essere freschi mentalmente. Poi al di là delle situazioni tecnico-tattiche conterà molto l'atteggiamento, la determinazione, la cattiveria agonistica. Dovremo arrivare sempre primi sulla palla. Queste sono le cose più importanti della gara di domani. Poi dopo ci sarà anche la qualità dei nostri calciatori, perché comunque abbiamo qualità, però ripeto, non possiamo sbagliare atteggiamento e intensità domani. Abbiamo fatto solo una settimana, abbiamo fatto qualcosa in più confrontandoci anche con i componenti dello staff precedente che sono rimasti rispetto a quello che era il lavoro precedente, ma non è che siamo andati a mettere dentro troppo, perché comunque, come ho detto prima, dobbiamo essere anche non solo mentalmente ma anche fisicamente freschi, e quindi sicuramente abbiamo lavorato bene durante questa settimana, ma non tantissimo. Abbiamo lavorato un po' più rispetto alla gestione precedente.
Quindi a Lecco arriva il Cosenza, un Cosenza che non è in una posizione di classifica particolarmente preoccupante, perché stiamo parlando di un 13° posto con 29 punti in cascina, ma allo stesso tempo è in una posizione della graduatoria non proprio in linea con le aspettative di inizio stagione. Lo ha detto lo stesso allenatore del Lecco, Aglietti, che ha parlato del Cosenza come di una squadra comunque costruita, almeno secondo lui, per i playoff, quindi una squadra che poteva essere in un'altra posizione di classifica al momento, anche perché è composta comunque da giocatori molto esperti, forti, quindi individualità importanti in una squadra comunque appunto costruita per un altro tipo di campionato. Al momento quindi non si può forse parlare di un vero e proprio scontro diretto, anche se in realtà più persone in questi giorni hanno utilizzato questa espressione, perché poi, lo ha sottolineato sempre lo stesso Aglietti, è facile in questo momento, la classifica è ancora corta, lo diciamo sempre, che una squadra magari venga risucchiata dalle altre in zone più calde della classifica, e questo è anche un po' l'obiettivo chiaramente a lato del Lecco, che a questo punto della stagione deve fare di tutto, oltre che per la propria situazione, per risollevarsi, anche per cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote alle altre avversarie, perché appunto risucchiare, comunque trascinare più verso di sé una squadra come il Cosenza, che adesso ha 29 punti, quindi ha più 9 dal Lecco, potrebbe avere una certa importanza poi sul lungo termine. Quindi sappiamo che poi la prossima settimana, guardando un attimino avanti, per il Lecco ci sarà un vero scontro diretto contro la Ternana, quindi fare i punti domani sarebbe davvero di vitale importanza. Senza però guardare troppo oltre, concentriamoci un po' sul Cosenza, che appunto non è in una posizione forse ottimale di classifica, ma è comunque in un buon momento, perché è reduce da 2 pareggi contro il Modena e contro il Pisa, mentre in precedenza aveva vinto contro il Südtirol e anche contro il Venezia, quindi un momento non assolutamente negativo, anche se poi domani la squadra calabrese arriverà allo stadio Riga Monticeppi senza un elemento tanto importante come Marras, che è reduce, cioè dovrà scontare domani un turno di squalifica, quindi non potrà essere a disposizione della sua squadra, un giocatore che potrebbe essere sostituito da Canotto, che però per ammissione dello stesso allenatore Fabio Caserta non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi vedremo poi se quale soluzione insomma deciderà di scegliere il tecnico della formazione calabrese per la partita di domani. Diciamo, come al solito, per entrare al meglio in casa Cosenza, ho chiesto un contributo a un collega calabrese, Walter Leone, della Gazzetta dello Sport e del portale tifocosenza.it, che mi ha appunto aiutato a chiarire un po' qual è la situazione in campo sostanzialmente del Cosenza. Ve lo faccio sentire subito per poi tornare a concentrarci sulle parole del tecnico calabrese. Bene, questa per il Cosenza è sicuramente una partita molto importante, l'ennesimo scontro diretto che arriva in un momento positivo per la squadra, reduce da 4 risultati utili consecutivi, per cui cerca continuità. Poi queste sono le classiche partite dove magari sarà una frase fatta, però i punti valgono il doppio, perché ti consente di allungare ulteriormente rispetto alla zona calda, ma allo stesso tempo di tenere lontano quello che potrebbe essere poi alla fine una delle concorrenti per la permanenza in Serie B. Per cui diciamo che la continuità non è soltanto legata a quelli che sono i risultati, perché poi di conseguenza sono figli delle prestazioni, delle scelte dell'allenatore, che sicuramente continuerà con quella che sono state fino a queste parte del girone di ritorno, la decisione di puntare sul 4-2-3-1, per cui dal punto di vista tattico si continuerà in questo modo. Certo, manca un giocatore molto importante, difficilissimo da sostituire come Marras, il quale dovrà scontare il turno di squalifica, per cui chi lo andrà a sostituire? Caserta in conferenza stampa ha dato 2 opzioni, una potrebbe essere quella più logica, che è Canotto dall'inizio, ma per caratteristiche è un giocatore molto più offensivo rispetto a Marras, ti dà qualcosa in meno nella fase di non possesso, e allo stesso tempo ha citato Florenzi, che potrebbe essere l'alternativa eventuale a Canotto, che comunque in ogni caso non ha i 90 minuti.
per cui Canotto eventualmente, se si dovesse decidere di farlo giocare dall'inizio, poi non completerà la partita. Discorso diverso credo che sia per Florenzi. Allo stesso tempo Caserta ha parlato di equilibrio e secondo me un altro dubbio potrebbe essere se far giocare o meno Forte. Chiaramente pensare a una formazione che veda contemporaneamente in campo Canotto, Forte, Mazzocchi e Tutino è un po' complicato da reggere, proprio perché sarebbe troppo sbilanciata, e Caserta ha ribadito di temere questa gara perché il Lecco ha cambiato allenatore, è comunque in una situazione in cui ha necessità di fare punti. Ha parlato anche dello stadio, del campo, del terreno di gioco, che comunque potrebbe anche creare un problema al Cosenza, per cui credo che alla fine gli unici dubbi sono questi qua. Dietro non cambia nulla, davanti a Micai la difesa a 4 con Giammifi, poi Camporese, Venturi e a sinistra Frabotta. A proposito di sinistra, durante la conferenza stampa Caserta ha elogiato due giocatori che in questo momento non stanno giocando con continuità da titolari, e ha fatto riferimento a Dorazio e a Calò. In mezzo al campo, a proposito di centrocampisti, credo che ci sarà la conferma dell'ex Zuccon assieme a Praselic, poi lì davanti Canotto o Florenzi, per cui Forte o Voca, e a sinistra Mazzocchi, punta centrale ovviamente Tutino, che sta attraversando un grande momento di forma. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Bene, quindi ringrazio ancora il collega Walter Leone per il prezioso contributo. Come avete sentito, come già vi accennavo prima, molto per quanto riguarda il Cosenza ruota intorno all'assenza di Marras, che comunque è inevitabilmente pesante e che condiziona forse un pochino le scelte dal centrocampo in su, comunque nella zona più offensiva, mentre le certezze in difesa sono comunque consolidate. Per quanto riguarda, appunto, sempre restando in casa Cosenza, come già vi anticipavo, Fabio Caserta ha parlato della partita di domani come di una partita molto difficile. Lui ne ha parlato tanto oggi in conferenza stampa, ha sottolineato che appunto la partita di domani può nascondere molte insidie, anche perché chiaramente il Lecco ha appena cambiato guida tecnica, allenatore, quindi è chiaro che di fronte a queste situazioni ci sia sempre una dose di incertezza. L'abbiamo anche noi proprio per quanto riguarda il Lecco, perché non è facilissimo comunque capire come domani il Lecco scenderà in campo, sia dal punto di vista dell'atteggiamento che poi dal punto di vista del modulo, che è quello che più interessa forse la squadra avversaria. Vi faccio leggere ora qualche dichiarazione del tecnico della squadra calabrese. Lui dice che appunto il Lecco viene da un momento difficile, hanno cambiato allenatore, non so come giocheranno, visto che in passato Aglietti ha utilizzato diversi moduli, quindi quello che appunto vi dicevo. In più, spiega Caserta, si giocherà su un campo molto piccolo, tema che sapete è tornato a più riprese in questa stagione. La partita quindi nasconde mille insidie, poi si può vincere o si può perdere, ma non bisogna sbagliare l'atteggiamento e l'approccio, quindi un po' lo stesso concetto che ha ribadito comunque il tecnico bluceleste. Ho chiesto tanto ai ragazzi, dice, dobbiamo essere pronti, sarà uno scontro diretto, quindi l'espressione utilizzata che già vi dicevo prima, perché noi dobbiamo pensare solo al nostro obiettivo, che è la salvezza. Altri discorsi sono prematuri e non è il momento di pensarci. Così quindi Caserta alla vigilia del match, vi ripeto, lui parla di scontro diretto, ci può stare effettivamente, chiaramente il Cosenza è in una situazione migliore a quella della squadra bluceleste, ma comunque queste parole fanno capire quanto la partita sia importante per entrambe le squadre. Anzi, vi dirò di più, Aglietti comunque ha parlato della partita di domani come di una partita potenzialmente determinante, quindi direi che basta e avanza questo. Quindi ora un ultimo spot e poi ci ritroviamo qui per le probabili formazioni della partita. Alla festa
il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tu a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595 www.gpcar.it. Rieccoci qui, quindi un ultimo momento per concentrarci sulle probabili formazioni. Come vi dicevo, ci sono incertezze comunque da entrambe le parti, ma è anche un po' il bello comunque della vigilia di un match così importante, così atteso. Vi faccio subito vedere in grafica quella che è la probabile formazione del Cosenza, ve l'ha già comunque anticipata un po' il collega Leone. Micai in porta, quindi con un 4-2-3-1, Gianfi, Camporese, Venturi e Frabotta. L'ex della gara Zuccon, lo ricorderete bene per il grande apporto che comunque ha fornito l'anno scorso, soprattutto in fase dei playoff, con Praselic, Canotto, Forte e Mazzocchi in avanti, con l'inossidabile Tutino come punta. Per quanto riguarda il Lecco, anche qui ve lo dicevo già, ci sono tante incertezze, non è facilissimo oggi capire come il Lecco potrà scendere in campo, ma possiamo ipotizzare comunque un 4-3-1-2, quindi con un modulo che non si discosta magari troppo da quello utilizzato comunque quasi sempre, anzi direi praticamente sempre da Bonazzoli, dal suo staff, quindi lo vediamo in grafica. Io ho ipotizzato appunto un 4-3-1-2 con Saracco in porta, ma già vi dicevo prima quanto comunque ci sia incertezza anche su questo fronte. Lepo, Resseglia, Chierardi e Caporale in difesa, Ionizza, Galli e Sersanti a centrocampo, Crociata come trequartiste dietro alle punte e Novakovic e Buso, quindi direi comunque una probabile formazione, secondo almeno il mio punto di vista, il nostro punto di vista comunque di LCN, che può mantenere comunque una linea di continuità rispetto al recente passato, ma comunque con anche la differenza che può essere poi interessante da vedere di Crociata nel ruolo di trequartista e poi con Galli a centrocampo. Sapete che Galli finora aveva fatto molta fatica a trovare spazio in campo, soprattutto dal primo minuto, ma che quando ha avuto spazio ha sempre fatto bene, ha sempre offerto garanzie. Purtroppo poi era sempre stato sostituito al 45esimo, quindi solo un tempo ha giocato sia con la Feralpi Salò che poi con la Cremonese, ma aveva sempre dato comunque buone risposte, quindi da un certo punto di vista ci auguriamo che possa scendere in campo lui domani dal primo minuto. Quindi questo potrebbe essere un po' il quadro della situazione in vista della gara di domani, che vi ricordo avrà come fischio d'inizio, l'orario sarà quello delle 14, quindi un pochino prima rispetto al solito. L'appuntamento è allo stadio Riga Monticeppi. Noi ovviamente vi racconteremo la gara in diretta con LCN Stadio e poi torneremo qui per tutti gli approfondimenti del caso, i commenti, le voci dalla sala stampa con LCN After Match. Ovviamente non mancheremo di accompagnarvi alla partita anche con tutti gli altri nostri contenuti sul sito e sui canali social, quindi vi invito a seguirci fino all'appuntamento di domani e poi appunto anche oltre. Vi ringrazio ancora per l'attenzione di oggi, forza Lecco sempre!